Siamo nel letto del fiume Brenta, al confine tra Limena, alle mie spalle, e Vigo d'Arzere, di fronte a me. Quello che vedete però è il letto di un fiume senza acqua. Qua il canale ha il massimo deflusso del Brenta e, come vedete, il resto sono pietre. Nella storia di Vigo d'Arzere vedere questa situazione qui del Brenta non è una cosa normale e che non si è neanche verificata molte volte nel tempo, per cui vuol dire che la situazione è veramente drammatica, perché siamo abituati a vedere il Brenta impetuoso, no? Quello che vediamo dietro di noi sono proprio anche delle opere che sono state fatte per ridurre questa capacità, questa diciamo dirompente del fiume, per cui vederlo in queste condizioni vuol dire che siamo in un contesto, in una situazione che è drammatica. Tra i fiumi in sofferenza anche il Brenta, il corso d'acqua che dei Monti Trentini bagna anche l'Alta Padovana, un fiume che vi abbiamo raccontato negli anni per il rischio di esondazione, sempre carico d'acqua, e che oggi invece si presenta vuoto. I frangiflutti sono desolatamente senza acqua. Quella che vedete alle mie spalle non è un'opera d'arte contemporanea, ma un'opera ingegneristica fatta per rallentare il decorso del fiume, perché solitamente il Brenta è un fiume molto impetuoso, ora è praticamente secco. L'acqua, che solitamente scorre abbondante, è un lontano ricordo. Quelle che mi trovo davanti sono chiamate cascatelle di Limena. È evidente che non c'è più acqua e non c'è nessuna cascata. Una siccità che fa male alle colture. In un territorio a vocazione agricola come quello di Vigo d'Arzere i danni sono ingenti. In totale 380.000 euro di danni dall'anno scorso a quest'anno per quanto riguarda il mancato raccolto delle colture. Primo fra tutti il mais, che è ancora in campo sulla pianta, e poi c'è in seconda battuta la soia. Mais fino a 200.000 euro di danni, la soia arriva quasi a 80.000 euro di danni, e poi seguono i foraggi, le piante da orto e le viti. Questo è un campo di soia. Lo vedete, in alcuni punti le piante non sono cresciute a causa della siccità. Gli agricoltori dovranno anticipare i raccolti per cercare di salvare il salvabile. E anche in questo campo, lo vedete, le piante stanno soffrendo. Le associazioni di categoria avvertono i danni saranno molti, perdite stimate in regione per 800 milioni di euro. Un dramma per il comparto, ma anche per i consumatori.